Cari sorelle e fratelli di Bulgaria, con l'aiuto di Dio, tra pochi giorni sarò tra voi. Un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace sulle orme di San Giovanni Paolo II e nella memoria di San Giovanni XXIII, i due papi che Francesco ha canonizzato insieme il 27 aprile 2014 alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI. Così Papa Francesco parla della prima tappa del suo 29esimo viaggio apostolico, quello in Bulgaria, in un videomessaggio al popolo del paese europeo che incontrerà dal 5 al 7 maggio. Venire in Bulgaria sarà per me e per i miei collaboratori un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace. Ricordando San Giovanni Paolo II, Francesco evoca una delle frasi ricorrenti del Papa Santo: l'Europa deve riprendere a respirare con i suoi due polmoni. Sulle sue orme avrò la gioia di incontrare Sua Santità, il Patriarca e il Santo Sino della Chiesa Ortodossa Bulgara. Insieme manifesteremo la volontà di seguire il Signore Gesù nel cammino della comunione fraterna tra tutti i cristiani. Quindi Francesco ricorda Monsignor Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, che nel 1925 da visitatore apostolico e dal 1931 al 1934 come primo delegato apostolico contribuì alla riorganizzazione della Chiesa bulgara. Per questo ho scelto come motto del viaggio il titolo della sua storica enciclica Pacem in Terris, Mirna Semiata. Il Papa si congeda dai bulgari chiedendo di essere accompagnati dalla loro preghiera e pregando Dio di concedere pace e prosperità alla Bulgaria. Vi chiedo per favore di accompagnarmi con la vostra preghiera. Grazie. Dio conceda pace e prosperità alla Bulgaria.